Oggi ci troviamo al Passo Crosetta e andremo a fare il giro del Cansiglio in bicicletta. L'obiettivo era quello di vedere un po' di foliage, ma mi pare che ce ne sia ancora poco perché è stato parecchio caldo nell'ultimo periodo. Comunque dai, speriamo venga fuori con lo stesso un giro divertente. Svolta a destra e saliamo verso il Candaglia. Attenzione che ci sono cavità naturali qua in parte della strada, quindi mai abbandonare il sentiero principale. Quindi oggi potremmo cominciare. dici? Bello bello. Qui c'è una piccola area ristoro denominata Paradise. Al primo bivio che troviamo andiamo verso il Candaglia, verso destra. Comunque ci sono tutte anche le indicazioni. Abbiamo fatto una piccola deviazione perché qua abbiamo trovato una cavità naturale che andremo a visitare. Eccoci qua. Funghi? Ci sono funghi? Sì. Dove sono? GoPro resta acquisizione. La grotta l'abbiamo vista, adesso risaliamo. La grotta è Bene, dopo 6-7 km di leggera salita, di qua si arriva subito alla caserma del Candaglia, ma noi andiamo verso Valbona, Pian Rosada. Allora aspetta. Qua si scende forte. Più avanti. Siamo arrivati al sentiero col Piove, motore alpino, 30 minuti a piedi, Sì. ma noi proseguiamo di qua. Sì, fine. Però sembra interessante. Senti che profumo di legname. Bello buio. Siamo un mattino di mercoledì. Altra risalita. Questo giro è tutto un saliscendi in pratica. E qui ci troviamo a Valfrattuzza. Sbarra. Bello qui. Qua siamo arrivati a Valbona, il villaggio Cimbro. Vuoi vedere la casetta Cimbra? Vediamo un po' la casetta Cimbra. Quasi i balconi. Eccoci qua. Allora, rifallo. Qua si può accendere il focherello. Mi fido di questa scala. Ma
Qua si può dormire. Ah, ma c'è anche la luce. Da dove si accende la luce? Però carino. Qui sotto c'è tutta un'area disboscata e laggiù c'è la piana che si intravede. Qualche alberello però lì inizia a diventare rosso, rossiccio. Questa è una galleria. Una volta c'era una mini ferrovia. Sì, mi pare che Galleria fosse adibita- Ferrovia de Cauville. mi pare che fosse adibita al trasporto di legname, di materiale, persone. Uh, qui abbiamo delle capanne cimbre più antiche. Dove lavoravano il legname, facevano. Dar Hutte Bonde Zimbrische Lotte. Pazzesco! Bello! Credo che a breve arriveremo nei pressi di Pian Rosada. No, ma è spenta. Ah sì, è chiuso. Pian Rosada. Sosta merenda direi che ci sta. Un bel paninazzo. Siamo qui nel bel mezzo del nulla a pranzare. E adesso giù verso località Campon. Freddino è in discesa. Guarda qui dentro. Bello. Eccoci arrivati in località Campon. Eccolo lì, il cartello. Una volta lasciato il villaggio cimbro di Campon, prendiamo la prima stradina sulla destra, che dovrebbe essere qua, questa qui. E proseguiamo il nostro giro verso Palughetto. Quanto tira qua? Sarà al 20%? Guarda qua che bello! C'è ancora un po' da salire prima di imboccare la strada del Taffarel, ma non dovrebbe mancarci molto. Ah, che buon profumo di legname! Bello bello. Questo bivio qua noi proseguiamo verso la sinistra, prendiamo il sentiero naturalistico del Taffarel, invece a destra si va verso Mezzomiglio. Qui il bosco è veramente uno spettacolo. È anche molto simile a quella che abbiamo visto prima, cioè la grotta dei Costi. Attento, piano, direi proprio di sì. È una bella piccola voragine. È bella profonda anche. Lì sembra che finisca in quel punto, ma vedo il buco che continua giù così. Sono almeno 15 metri che vedo.
si vede già di più il buco. Vedi che va giù così, un bel pozzo questo. Questa non è neanche con la targhetta. Forse lì? Quello è un fungo. Dove dici? Lì. Dove sono le bici? Non le trovo più? No, vai su di là. Ah, eccole lì. A momenti non le vedevo. Magnifico! Qui è pieno di faggi stupendi. No, non appena iniziato il fogliaggio, guarda. È iniziato adesso il foliage. Sarà da tornare. Bello e basta. Siamo sull'est. Stupendo! Gigi è scappato, non lo vedo più. Pazzesco. Che spettacolo, guarda qui. La situazione si sta facendo sempre più interessante. Siamo in mezzo alle nuvole. Bene ragazzi, siamo usciti dalla strada del Taffarel e adesso ci buttiamo giù verso la parte finale del giro. Prendiamo una deviazione per andare verso il villaggio di Vallorc, antico Troy dei Cimbri. Occhio ai rami. Bello, ci voleva sto pezzo. Wow, figata! Non si vede niente con le foglie. Guarda come sposta le piere. Sì, meglio.
po' di fuoripista qua. Occhio! Yeah! Siamo arrivati al villaggio Cimbro, Vallorc. No, non è proprio Vallorc. Siamo quasi a Vallorc. Questa è la Faia o la Taia? C'è scritto. Mamma mia. Su, su. Là. Vallorc. 1120 metri. La pesca si chiama. Che sforzo sovrumano. Sta piovendo. Sta piovendo. Sì. Tutta umidità questa. Però stupendo. È tutta salute. Io Sì. neanche freddo. Qui abbiamo il vero e proprio villaggio Cimbro. È certo che ci abitano. Va su, va su. Bisogna salire? Vedi quelle facce? Sono quelle che servono per fare i scattoi. Guarda che... C'è anche l'acqua lì. Bello. La legnaia. Scattoni dei attrezzi. Non mette il bagno. Il sentiero se non parla come stavamo facendo noi dall'altra parte. Pronti? Pronti? Tecnico qui. Questo è un sentiero off topic che non era in programma nel giro di oggi, ma che proviamo a fare perché ci riporta lo stesso sulla piana. Bello morbido il terreno qua. Eccoci arrivati sulla piana del Cansiglio. Che dici? Non male. Su, su, su. Entra nel bosco, ragazzi. Non avere paura. Che buio. Stupendo. Beh, bella larga comunque. Bella. È una tana. È una tana. Alt. Finito un bastone tra le ruote. Ho perso le figlie.
Via? No, ho sbagliato. Ah no, forse è giusto. Eh sì, mi sono accorto dopo, però poi mi sembrava giusta, ho detto continuo. Comunque era questa. Eccoci qua, rispuntati sulla piana. Adesso torniamo la macchina al campo base, da dove siamo partiti stamattina. Che figata comunque. Bene, siamo sopravvissuti anche a questo giro, anche a questa avventura. Qua il tempo si sta facendo sempre più uggioso e noi torniamo verso la Crosetta. Eccoci rientrati. Qua sta piovendo bene adesso.